Si è conclusa la Biennale a Palma di Montechiaro, che ha visto oltre 60 artisti provenienti da tutto il mondo esporre le loro opere, circa un centinaio, presso il Palazzo Ducale della città del Gattopardo, un evento artistico di grande spessore culturale fortemente voluto dall'amministrazione comunale retta dal primo cittadino Stefano Castellino e che ha avuto un ottimo riscontro anche fuori la nostra isola. Sentiamo ai microfoni di Giovanna Neri, Michele Citro, curatore dell'evento, e due artisti agrigentini che hanno partecipato all'esposizione, Tano Licata e Mario Trapani. Mario Trapani, anche lei è espositore della Biennale del Gattopardo, questa è una delle sue opere, cosa rappresenta? Questa opera, intitolata praticamente Identità rubate, si riferisce a queste persone che scappano dalla guerra, da tutte le guerre, sono profughi, a cui praticamente gli si promette una vita migliore, ma poi si arrivano a trovare davanti un muro che praticamente rilasciano lì e nessuno più si interessa di loro, quindi gli viene rubata così l'identità in questo senso. Il quadro praticamente ha delle caratteristiche ben precise riguardo a quello che sono i metalli, in questo caso il rame, che praticamente non è una tela finita da me sì, ma da sola non è ancora finita, perché si finirà da sola mediante, diciamo, l'ossidazione del rame nel tempo, quindi fra un anno troveremo questo rame di un colore diverso dell'ossido praticamente e così via. La colomba sopra è come un segno che diciamo, è quasi irraggiungibile, anch'essa privata, diciamo, dai voleri dell'uomo così potente che vuole tutto questo e che praticamente diventa quasi una chimera. Michele Citro, lei è il curatore della prima edizione della Biennale del Gattopardo, qual è il bilancio? Il bilancio è, si può dire, positivo, oltre 4 milioni di visualizzazioni sui social e una media di 600 persone in visita tutti i giorni dal 23 aprile all'8 maggio che è oggi. Come si può vedere è l'ultimo giorno e la gente ancora va e viene. È un successo inaspettato perché la Sicilia ha saputo accogliere un evento artistico che non credeva di avere tutta questa risonanza, e si può dire che non solamente sono venute persone da tutta la Sicilia, quindi da tutte le diverse province della Sicilia, ma anche dall'Italia. La mostra è stata pubblicizzata tramite una serie di giornali, blog di settore e così via, non solamente siciliani ma di tutta Italia, partendo dal Mattino all'Ansa e così via. Oltre 50 gli artisti che hanno contribuito alla realizzazione. Oltre 50, diciamo che sono arrivati a 60 per oltre 150 opere. Gli artisti sono stati selezionati non solamente in Sicilia, ma in tutta Italia, in tutte le regioni d'Italia e anche nel resto del mondo. Abbiamo artisti cinesi, giapponesi, olandesi, inglesi, addirittura iracheni, che sono venuti a celebrare il concetto dell'uomo Dio tramite la loro opera. Alle sue spalle una delle esposizioni più importanti. Cos'è? Allora, alle mie spalle c'è un arazzo di Raffaello Sanzio in quanto è stato realizzato a partire da un cartone di Raffaello Sanzio che presentò a Papa Leone X. Qui abbiamo un'opera della fine del 1500 che, grazie alla bontà di Roberto Bilotti, Luigi d'Aragona, e dell'associazione e istituzione Giuseppe Tommasi di Lampedusa, è stato prestato e inserito all'interno di questa mostra. Questo a testimoniare che non c'è una contraddizione, una contrapposizione tra l'arte antica o l'arte rinascimentale e quella contemporanea, ma si possono ben mischiare le due tipologie di arte. Poi Raffaello, ricordiamo, è stato il primo artista contemporaneo, in quanto si può dire sia stato l'inventore del design industriale, perché proprio la tecnica del cartone permetteva di riprodurre l'arazzo non solamente nella singola edizione, ma anche in più edizioni. Quindi di quest'opera ce ne sarebbero potute essere diverse. Tutte le opere sono unite da un unico fil rouge, qual è? Il fil rouge è l'homo deus, cioè quando l'uomo, presa consapevolezza dei propri poteri, delle proprie potenzialità, ha deciso di sforare per hubris, per tracotanza, e sfidare la divinità a volte volendosi sostituire alla stessa.